Il Partito Democratico Veneto alza il tiro sul fronte sanità con una serie di attacchi alla gestione regionale di Luca Zaia, dopo quello frontale al governatore da parte del capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico Giacomo Possamai, che si era chiesto se il presidente Zaia viva su un altro pianeta o abbia scelto deliberatamente di negare la marea di problemi in cui naviga la sanità veneta, dall'abbandono dei medici di famiglia fino alla rinuncia di primari che operano presso importanti hub, per non dimenticare il ricorso alle cooperative private nei pronto soccorso. Arriva oggi una nuova bordata dal coordinatore del gruppo Sanità e Sociale del PD Veneto, Claudio Beltramello. Mancano, rimarca, almeno 1.500 medici negli ospedali, 500 nei distretti e dipartimenti di prevenzione e 500 medici di famiglia, tanto che ormai, spiega, l'8% dei cittadini veneti deve fare senza. Il bilancio di 85 medici in più tra il 2019 e il 2021 citato dal presidente della regione continua mette in luce proprio quanto poco sia efficace l'azione della regione per risolvere il problema. Non solo se ne vanno i medici in età di pensione, ma scappano anche molti medici più giovani, l'ultimo caso quello del direttore del pronto soccorso di Vicenza. La regione sa bene, afferma Beltramello, già parlamentare del Partito Democratico, che per il personale medico e sanitario in genere i carichi di lavoro sono insostenibili, la modalità taci e obbedisci ancora troppo frequente e diffusa la percezione che la valorizzazione del merito sia sacrificata a favore invece della fedeltà, soprattutto nei ruoli di elevata responsabilità. Accuse molto pesanti, ma negare questo problema, spiega, è un'offesa verso i medici, il personale sanitario e i sindacati. Se si vuole affrontare seriamente il problema, propone Beltramello, è necessario istituire una task force regionale per analizzare le cause della fuga e trovare soluzioni sostenibili. E ancora un nuovo intervento è quello delle due consigliere democratiche, Anna Maria Bigon, vicepresidente della Commissione Sanità, e Vanessa Camani, vicepresidente della Commissione Bilancio, che puntano invece il dito sulla gestione dei pronto soccorso affidati alle Coop, con il caso ULSS 6 a ulteriore riprova della necessità di mettere uno stop a quella che definiscono una privatizzazione selvaggia, uno scenario, dicono, che solo in apparenza risolve il problema della carenza dei medici perché in realtà produce perdite ed emergenze in termini di spesa pubblica, qualità dei servizi e sicurezza degli utenti, perché è impossibile sapere le condizioni lavorative di chi presta servizio per conto delle cooperative. Non è dato sapere da quanti e quali turni lavorativi queste persone siano reduci e da dove provengano, visto che spesso, spiegano, i medici risiedono a ragguardevole distanza dal luogo in cui vengono assegnati. Non da ultimo l'aspetto economico, questi appalti sono notevolmente onerosi anche per il sistema sanitario regionale, essendo regolati non dal mercato ma dall'urgenza e necessità di coprire posti vacanti. Servono, concludono, una pianificazione e stanziamenti pluriennali da fissare una volta per tutte con la prossima sessione di bilancio regionale.